Un'oasi di pace e relax che si trasforma in luogo di morte, tanto che chi vive lungo il Brenta chiama la Morta il tratto di fiume a ridosso della cascata dove domenica hanno perso la vita Ramesh Ganegedara e chi ha tentato di salvarlo, Stefan Cristoiu. Mentre in regione si discute se chiudere o meno ogni accesso e il tema si allarga a tutte le numerose insenature sabbiose lungo l'asta del fiume, nel comune di Campo San Martino il vice sindaco Paolo Tonin porterà questa proposta agli amministratori. Questo pensiero, ecco, poi è tutto da verificare se è realizzabile. Mi è venuta un'idea di fare un'operazione in quella zona sul tipo di quella che vengono fatte nelle nostre strade per i morti causati dai sorpassi, dai giovani, quindi recuperare le foto dei morti annegati in quella zona là, eventualmente creare una piccola bacheca con delle scritte a deterrente proprio perché chi arriva in quella zona si preoccupi sia consapevole che si trova in una zona a fortissimo rischio. Ramesh e Stefan sono solo le ultime vittime delle acque del fiume. Solo lo scorso anno a perdere la vita un giovane tunisino esperto nuotatore e tanti pensano ai salvataggi fatti o ai volti di persone che non ci sono più. Il divieto di balneazione è presente nella rampa di accesso alla spiaggetta, da valutare sicuramente la presenza di un numero maggiore di cartelli.